Assessore Lucchetta, questa mattina si è svolto il primo incontro dell'ultimo trimestre di un progetto tutto dedicato alle mamme. Ci può spiegare com'è nata l'iniziativa e quale sarà il suo futuro? Allora, questo progetto nasce dall'anno scorso, nasce con la creazione di uno spazio dedicato alle mamme in dolce attesa e mamme con bimbi e bimbe da 0 a 12 mesi. Nasce all'interno della biblioteca di Pieve di Soligo con la creazione di uno spazio ad hoc per loro dedicato e l'anno scorso si trattava di incontri liberi aperti appunto a tutte e a tutti, mentre quest'anno la grande novità è stata creare un progetto di 9 mesi e che appunto si conclude adesso con l'ultimo trimestre con l'inserimento di figure professionali dello studio Dodo di Daniela Olto, che ringrazio in modo particolare, che hanno potuto apportare a queste mamme e ai loro bimbi e bimbe delle informazioni utili. Le figure professionali che hanno fatto parte, che fanno parte di questo progetto sono molteplici, dalle logopediste, dalle neuropsicomotriciste, alle nutrizioniste, a fisioterapiste infantili e tante altre figure che hanno appunto creato degli incontri dove c'è stata condivisione e informazione alle mamme e ai papà per aspetti sicuramente utili in questa dolce età. Assessore, c'è un augurio o un invito particolare che si sente di fare alle mamme che ci stanno guardando? Allora, innanzitutto ringrazio tutte le mamme che hanno partecipato a questi incontri. Abbiamo visto che gli incontri sono stati ben frequentati, che le presenze sono addirittura aumentate nel corso del tempo e il mio augurio è sicuramente quello di rimanere in attesa delle prossime date. Stiamo già lavorando per la prossima stagione, ci sarà una breve pausa nel corso dell'estate, ma si riprenderà a settembre. Quindi il mio augurio è sicuramente di rivedervi anche più numerose e pronte alla progettualità dello Spazio Mamme che è creata apposta per voi.